Proseguiamo questa sessione con l'intervento di Gianmario Guidarelli, che si occuperà di una comunità che nella prolusione è stata identificata come comunità per antonomasia, la comunità monastica o ecclesiastica. E l'argomento, leggo qui, del suo intervento sarà una comunità benedettina e l'architettura monastica, il caso dell'abbazia di Praglia. Grazie per l'invito. Nel giugno del 1521 una grave disputa animò i lavori del capitolo generale della congregazione benedettino-cassinese e risuonò fra le austere mura del refettorio monumentale dell'abbazia di Praglia. Questa disputa, questa grave vertenza, ebbe un'eco immediata a Venezia, arrivò sotto forma di dispaccio al Consiglio dei Dieci e ce ne dà testimonianza immediata Marin Sanudo, che nel 21 aprile nelle sue registrazioni del 21 aprile 1521 la riporta con questi termini. È da saper, a Praia si fa il capitolo di frati di San Benedetto, e sono in grandissima divisione, e sono in due parte. Di una è capo don Ignazio Squarcialupi, qual è presidente di l'ordine, di l'altra don Teofilo, qual è di nazione milanese. Sicché è tra loro grandissima discordie. Voria questo don Ignazio e ha avuto una bolla del Papa farli abati oltre per 5 anni, confermarli eziam per 3 altri. Item in capitolo non entri altri che gli abati, e questi altri vuol seguire le costituzioni antiche. Sicché in capitolo fu tolto per uno abate, che era Gregorio Algarotto, il breve di Man e non la sa legger. La bolla di cui parliamo è una bolla di Leone X del 3 aprile del 1521 che in qualche modo cercava di cambiare le regole e la composizione del capitolo generale, ovvero sia di trasformare quello che era stato concepito fin dall'inizio della congregazione di Santa Giustina come un luogo di, diciamo, fra virgolette, democratico, di governo della nuova congregazione benedettina, di trasformarlo invece in una sorta di oligarchia, ritornando in questo modo all'antica organizzazione di tipo gerarchico che aveva visto in congregazioni come quella cluniacense l'antica, l'alto medievale organizzazione dell'ordine benedettino. Non solo. Un'altra regola imposta da questa bolla era il fatto che gli abati che il mandato degli abati all'interno di ogni singola abbazia durasse molto di più di quanto era stato previsto per l'appunto dalle origini della congregazione cassinese. In gioco, evidentemente, era la natura stessa della comunità, dei singoli monasteri e anche della congregazione in quanto tale. Quindi 2 livelli diversi di messa in discussione della comunità in ambito monastico, quella interna al monastero e quella della costellazione di monasteri che avevano fatto parte, che erano entrati progressivamente nella congregazione fondata da Ludovico Barbo. Ludovico Barbo, vi ricordo, nel 1408, alla fine del 1408, diventa abate di Santa Giustina, porta con sé l'esperienza della comunità dei canonici di San Giorgio in Alga e riforma l'ordine, propone una riforma della regola di San Benedetto che vedeva da una parte la costituzione di una famiglia di abbazie che erano molto più limitatamente autonome rispetto al precedente. D'altronde, insieme a questa trasformazione di un insieme di abbazie relativamente autonome in una confederazione di comunità in costante collegamento fra di loro, aveva previsto un costante ricambio degli abati e dei priori delle singole abbazie.
Tutto questo, entrambe queste due dimensioni della riforma, erano regolate dal capitolo generale, per l'appunto, ovvero sia un luogo dove i singoli, tutti gli abati, una parte dei priori e i rappresentanti di tutti i monasteri che via via sarebbero entrati nella congregazione si sarebbero periodicamente confrontati fra di loro e soprattutto confrontandosi non soltanto su questioni dottrinali e di organizzazione della vita della congregazione, ma anche, e qui interessa soprattutto agli storici dell'arte e dell'architettura, per quanto riguarda la politica di committenza sia artistica sia di architettura. In qualche modo questo prefigura e formerà una cultura architettonica comunitaria, collettiva, espressione di questo che è in realtà un protagonista del Rinascimento italiano che ancora è in gran parte da esplorare. In realtà la riforma che Ludovico Barbo propone è su due livelli. Da una parte quello organizzativo, ciò di cui vi ho parlato finora, organizzativo a livello alto, cioè a livello di congregazione complessiva. L'altro tipo di riforma riguarda il concetto stesso di comunità monastica all'interno di un'abbazia e si basa, questa riforma, su un cambiamento epocale della vita del monaco in rapporto alla vita del cenobio in cui si trova. Ovverosia, in un momento in cui la tradizione medievale della vita monastica aveva portato a una forte componente di cenobitismo all'interno di ogni monastero, ovverosia era prevalente per esempio la preghiera comunitaria, il lavoro comunitario, la liturgia nel coro, Barbo propone un ritorno, secondo lui, a quella che secondo lui era la natura originaria della regola di San Benedetto, ovvero sia a un equilibrio fra la preghiera individuale e la vita contemplativa individuale e la preghiera comunitaria, che era l'ufficio divino, che era la componente principale della vita della comunità monastica. In questo riequilibrio era fondamentale la preghiera individuale, che lui propone di riformare in una serie di testi. Quello più importante è quello del 1444, Modus Meditandi et Orandi, da una parte, e dall'altra nella riorganizzazione della preghiera in coro, attraverso il Breviarium Monasticum del 1449, che riforma la preghiera in coro in senso molto più austero, molto meno emotivamente legato a espressioni che si allontanavano dal canto gregoriano, e un ritorno invece al canto gregoriano. Ancora più interessante è il fatto che questo riequilibrio della vita individuale, della preghiera individuale e della preghiera comunitaria si sarebbe risolto in una sorta di modalità di preghiera all'interno dell'ufficio divino, in cui mentre il monaco avrebbe cantato le lodi e le varie parti dell'ufficio divino, contemporaneamente veniva invitato a fare una preghiera individuale in senso contemplativo. Ora, questi due aspetti evidentemente sono importanti espressioni della riforma del concetto stesso di comunità monastica e hanno, lo vedremo, una importante espressione e al tempo stesso una fonte per lo studio di questa riforma nell'architettura, ovvero sia nell'organizzazione degli spazi che di questa doppia dimensione della riforma della regola benedettina sono espressione. È merito soprattutto di personalità come Giovanni Francesco Buora o Cipriano Rinaldini da Este che questa riforma proposta da Ludovico Barbo, una riforma che è prima di tutto di organizzazione della Confederazione e anche una riforma di tipo teologico-devozionale, è merito di persone come questi due importantissimi monaci della seconda metà del Quattrocento che questa nuova impostazione della vita monastica viene a
essere tradotta in spazi architettonici e a diventare, a conseguire una vera e propria rivoluzione nel tipo edilizio del monastero. Una rivoluzione poi che alla lunga porterà, almeno in parte, all'architettura degli ordini della Controriforma, come Gesuiti, Barnabiti e Teatini. Giovanni Francesco Buora, originario di Venezia, e Cipriano Rinaldini da Este, rappresentano nel loro cursus honorum esattamente quel modello di monaco itinerante fra i vari monasteri che era stato previsto dalla riforma di Ludovico Barbo. Sono di volta in volta, entrambi si incrociano in qualche modo, sono di volta in volta abati o priori o cellerari di importanti monasteri della congregazione, come San Benedetto in Polirone, come Santa Giustina, come San Giorgio Maggiore, e ogni volta che questi due monaci, in qualità di abati, priori o cellerari, entrano in assumono una carica importante all'interno di uno di questi monasteri, o impostano o portano avanti in maniera importante e decisiva programmi edilizi. Quindi in qualche modo è grazie a personalità di questo tipo, che qui vediamo ritratti in due affreschi del XVII secolo nell'abbazia di Praglia, è grazie a personalità di questo tipo che possiamo vedere come progressivamente si forma un modello nuovo di monastero a partire da un modello nuovo di comunità monastica nelle due dimensioni di cui parlavo prima. Ora, la disputa che si svolge a Praglia nel giugno del 1521 era proprio su questo modello comunitario, in entrambe le dimensioni, ed era l'esito di un'avvertenza che andava avanti almeno dal 1504, quando nella congregazione entra il monastero di Monte Cassino. Con l'ingresso di Monte Cassino e con la trasformazione anche del nome da Congregazione de Unitate, era questo il nome originario, a Congregazione Cassinense, con l'ingresso di Monte Cassino si sposta il baricentro geopolitico della congregazione, da una congregazione eminentemente legata alla Serenissima e quindi anche alla cultura teologica della Serenissima, a una confederazione di monasteri il cui centro politico e decisionale si sposta verso il centro Italia. D'altronde lo stesso Squarcialupi era legato a doppia mandata ai Medici, era di origini fiorentine ed era stato l'abate di Monte Cassino proprio nel momento in cui Monte Cassino entra nella Confederazione. Ora, quello che aveva prefigurato Ludovico Barbo in realtà viene messo in crisi proprio dalla delibera di questo cruciale capitolo generale del 1521, perché nel 1521 in quella disputa che abbiamo visto all'inizio porta all'accettazione della bolla del Papa, accettazione che però verrà rigettata soltanto 2 anni dopo, nel 1523, nel successivo capitolo generale di Perugia, quando si delibera di tornare iuxtum ritum antiquum, cioè di ritornare a quel modello di congregazione in cui gli abati, durando molto meno tempo come mandato nel singolo monastero, non avevano il tempo di insediarsi e di creare quel piccolo potere locale legato al tema della commenda, che era il principale obiettivo da distruggere, da mettere in crisi, il principale obiettivo della riforma di Ludovico Barbo. Quindi a Perugia si ritornerà al modum antiquum, cioè a quella res publica casinensis, così come viene definita in una lettera programmatica De Dignitate atque Prestantia Republicae Casinensis, che Don Alessandro Ugoni da Brescia scrive, pensate un po', a Reginald Pole, e che viene immediatamente pubblicata nel 1559. Oramai questo modello di comunità che gioca sulla doppia dimensione della confederazione e della vita monastica, pensato come un equilibrio fra la vita, fra la preghiera individuale e contemplativa e le attività collettive all'interno della comunità, oramai è assestata e contribuirà in maniera significativa dal punto di vista teologico anche al Concilio di Trento, come è stato recentemente studiato. Questa Res Publica Casinensis, ovvero sia questo reticolo di relazioni che significativamente trova questa immagine della Repubblica,
porta, diciamo, è visualizzabile dal punto di vista degli spazi architettonici, come vi dicevo, in un nuovo modello, architettonico di monastero, in una nuova relazione e forme fra gli spazi che hanno una così lunga tradizione tipologica, a partire per l'appunto dai primi esperimenti di Pacomio nel IV secolo d.C., una nuova organizzazione degli spazi che porta alla costruzione di monasteri molto simili fra di loro, molto coerenti dal punto di vista tipologico. Qui ve ne mostro una carrellata veloce, che soprattutto nel nord Italia, soprattutto fra la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Triveneto, diciamo, costituiscono una modalità soprattutto di ricostruzione di monasteri precedenti secondo un modello assolutamente innovativo di spazio monastico. In qualche modo, il monaco che si spostava da un monastero all'altro inizia a trovare degli spazi che individua come abituali, che riesce a riconoscere come casa propria, in un linguaggio architettonico e anche in una organizzazione degli spazi del monastero che diventano in qualche modo propri di questa congregazione. Per esempio, questo avviene sia a livello spaziale, come possiamo vedere per esempio in questa carrellata di refettori, a partire dal prototipo di Santa Giustina fino ad arrivare a quello di Praglia e a quello di San Giorgio Maggiore, che rinnova la forma stessa del refettorio, fino ad arrivare a livello di dettaglio al linguaggio dell'architettura. Vi mostro qui, uno dei tanti esempi che potrei fare, la circolazione di un modello di capitello che viene introdotto da Mauro Codussi in San Michele in Isola, un capitello cosiddetto composito, formato da 2 livelli, lo vedete, che non si può incasellare in nessuno degli ordini architettonici canonici. Un capitello che riappare pochi anni dopo dall'introduzione a San Michele in Isola, nella loggia del refettorio monumentale di Praglia e poi nella biblioteca di San Benedetto in Polirone, biblioteca che verrà smantellata e poi gli stessi capitelli verranno ricollocati con i fusti all'interno della chiesa abbaziale ricostruita da Giulio Romano. Ora voi mi direte, ma i capitelli di San Michele in Isola appartengono a una chiesa abbaziale non della congregazione benedettina cassinese, ma di un monastero camaldolese. E è proprio questo il punto, e cioè che la congregazione cassinese, chiamiamola così per comodità, la congregazione cassinese diventa una sorta di rete. Alla rete di monasteri corrisponde una rete di circolazione di idee architettoniche che interconnettono realtà fino ad allora separate e che, calandosi nella realtà del Rinascimento, soprattutto in Nord Italia, ne diventa un vivaio di innovazione di formule architettoniche e un'occasione di circolazione di queste nuove idee, sia a livello di modalità spaziale, sia nella dimensione del dettaglio architettonico. E vi mostro non a caso questo tipo di capitello perché è molto raro. E è possibile ricostruire la forma di questo particolarissimo tipo di dettaglio architettonico proprio grazie alla rete dei monasteri benedettini cassinesi. Ma non è tutto, perché in questa congregazione di monaci molto colti e molto avvertiti in fatto di architettura, circolavano molti trattati di architettura, esiste anche un altro fenomeno che è stato recentemente studiato da Guido Beltramini, di cosiddetto revival neomedievale, ovvero sia l'architettura diventa non soltanto, gli spazi architettonici diventano non soltanto uno dei luoghi mentali dove il monaco si riconosce come parte di una comunità, come vi dicevo prima, ma l'architettura diventa essa stessa espressione della continuità di una comunità, quella benedettina, che va avanti dal VI secolo d.C. E utilizzare elementi medievali tradotti nel linguaggio innovativo degli ordini architettonici costituisce una sorta di revival che ci dice molto della cultura raffinata dei monaci della congregazione.
ci sono vari elementi che possono essere visualizzati e individuati come revival neomedievale. Per esempio, questo alternanza di pilastri e colonne che vediamo, che è tipico dell'architettura romanica. Pensate per esempio che è di origine ottoniana e renana e che arriva in Italia soprattutto grazie a Sant'Ambrogio, e che in San Benedetto Polo, vedete, articolava le campate del chiostro dei Secolari. Questo è sempre in forme, qui in questo caso tardogotiche. La stessa alternanza di colonne e pilastri, che non ha niente a vedere con l'architettura vitruviana, la ritroviamo per esempio a San Zaccaria a Venezia, della fine degli anni 90 del XV secolo, che è in questo caso un monastero femminile, e verrà poi teorizzata addirittura da Cesare Cesariano nella sua edizione vitruviana del 1521, lo vedete, proprio associando questa modalità di organizzare i sostegni di una loggia o di un porticato, associandola proprio ai monasteri benedettini. Un altro elemento neomedievale è per esempio questo pacchetto di aperture che costituisce l'ingresso ai capitoli, alla sala del capitolo, ovvero sia un portale al centro con due aperture di solito bifore ai lati, che è di origine medievale e che lo rivediamo sia a San Zaccaria sia a Praglia che a San Giorgio Maggiore, tradotto per l'appunto nel linguaggio degli ordini. Oppure, infine, l'idea, anche questo anticlassica, di differenziare i sostegni di un portico, di un loggiato, in senso bicromo, ovvero sia alternando sostegni di un colore con un altro. In questo caso il tipico modo medievale di organizzare i chiostri, con sostegni alternativamente bianchi e rossi, in questo caso pietra d'Istria e rosso di Verona, che vediamo un po' in quasi tutti i monasteri principali ricostruiti nella seconda metà del 400, in qualche modo a costituire una sorta di logo che identifica la cultura visiva dei monasteri cassinesi. Un luogo dove questo può essere visivamente dimostrato è proprio nell'abbazia di Praglia, perché noi possiamo verificare questo fenomeno, cioè l'architettura come espressione di una nuova concezione comunitaria di una comunità sui generis, che è quella monastica, la possiamo vedere sia in orizzontale, come abbiamo visto finora, sia in verticale, cioè in senso diacronico, ed è proprio nella ricostruzione di monasteri medievali durante soprattutto la seconda metà del 400 che si può vedere come viene introdotto in manufatti preesistenti questo nuovo modello di comunità. Praglia in questo caso è emblematica. Praglia si trova in un contesto territoriale particolarissimo, così come viene descritto da Leandro Alberti, che appunto descrive i colli Euganei in questo modo: in questo bello e vago paese veggonsi da ogni lato vaghe contrade, ville e magnifici edifici, la maggior parte fatti dai gentiluomini veneziani, cioè le ville, i quali nei tempi dell'està dimorano la maggior parte quivi con le loro famiglie. Scorgionsi parimenti in questo paese colli e altissimi monti. Vi è un monte nominato Venda, ove si vede un altro monastero abitato dai monachi di Monte Oliveto. Qui vi è una contradella chiamata Abano, la quale trasse i nomi dai bagni. Qui propinque evi la chiesa di Monte Ortono, cioè Monte Ortone. Servono a questa chiesa i frati romitani di Sant'Agostino Scalciati. Quindi, non molto lontano, scorgesi il superbo monastero di Praia, ove abitano i monachi di San Benedetto. Egli è questo monastero molto sontuoso e da eguagliare agli altri nobili e vaghi edifici d'Italia. Alberti nel 1550 ci descrive un territorio molto complesso, fatto di un sistema di castelli che viene sostituito nel Rinascimento da ville, monasteri e conventi di vari ordini. Ed è proprio in questo contesto che esisteva il vecchio monastero di Praglia, quello fondato alla fine dell'XI secolo, molto probabilmente sulle fondazioni di un preesistente castello, che qui vedete in una mia ricostruzione. Era fondamentalmente un chiostro, era formato da un chiostro arroccato su uno sperone roccioso, con la chiesa orientata in senso est-ovest e un campanile.
Questo monastero viene interamente ricostruito a partire dal 1460 e il modello di monastero che lo sostituisce è esattamente opposto. Al posto di un monastero arroccato che controlla dall'alto le vaste proprietà terriere che gli garantiscono notevolissime rendite, al posto di una specie di monastero fortezza viene costruito un monastero che, come una sorta di ventaglio, si allarga nel territorio e che al posto di essere arroccato su questo sperone, usa questo sperone come una sorta di perno attorno a cui organizzare i diversi chiostri. E non si tratta soltanto di un allargamento degli spazi necessari alla fortissima crescita demografica della comunità monastica. Con la riforma di Ludovico Barbo c'è una vera e propria rinascita dell'ordine benedettino, ma di una modalità completamente opposta di vita monastica e quindi di concezione architettonica della comunità. In effetti, se noi guardiamo come era organizzato a grandi linee, senza perderci troppo tempo, il monastero medievale, vediamo che questo monastero era raggiungibile attraverso una erta scalinata, vedete qua, che in qualche modo ne faceva la meta di una ascesa con tutti i valori simbolici, il Sacromonte, eccetera, che questo ha. Ed era notevolmente più piccolo del monastero che poi è stato ricostruito. Basta vedere il confronto fra, lo vedete colorato, fra il nucleo originario del monastero e quello che poi è l'esito di una vasta campagna di costruzione che si conclude soltanto alla fine del XVII secolo. A Praglia si giocano, nella ricostruzione di Praglia, si giocano entrambe le dimensioni di cui vi parlavo prima, ovvero sia, si gioca in orizzontale la proposta di un nuovo modello di monastero tipico della congregazione e che interagisce con la cultura architettonica estranea alla congregazione, ma si gioca anche quella diversa concezione della vita monastica che era stata riconcettualizzata da Ludovico Barbo. E questo lo vediamo in maniera, secondo me, molto emblematica nel fatto che se è così importante la meditazione individuale del monaco, se è così importante la riflessione individuale, personale sui testi sacri, e se è così importante la preghiera individuale, da fare da solo, la preghiera solitaria, in un progressivo passaggio dalla preghiera fino alla contemplazione, che doveva essere perpetua, costante, nel suo grado più alto, allora si capisce come mai nella ricostruzione del monastero, qui vedete il chiostro doppio, che è il primo passaggio di questa ricostruzione, come mai nel chiostro doppio l'usuale, il tradizionale dormitorio, il luogo dove passavano la parte notturna della propria vita i monaci, il dormitorio viene sostituito dalla cella singola. La cella singola che non è più soltanto, lo vedete sia nella pianta del piano superiore sia in sezione, che non è più soltanto la cella singola il luogo dove si dorme, ma anche dove si studia, tant'è vero che è a doppio livello, nel piano superiore si dorme, nel piano inferiore si studia, un vero e proprio piccolo mini appartamento affacciato verso il paesaggio. E questo essere affacciato verso il paesaggio fa parte dell'attività contemplativa, perché il valore estetico del paesaggio ricade proprio nell'attività contemplativa del monaco. Ecco, qui vi mostro come sono fatte queste celle. Questa è la cella superiore, questa è la cosiddetta sottocella che è raggiungibile attraverso questa scala lignea. È anche vero però, qui vedete l'interno del chiostro doppio, è anche vero, e qui concludo, che a livello comunitario il monastero, la ricostruzione del monastero di Praglia segna anche un diverso rapporto con il territorio, ovvero sia la comunità monastica non vive più in una specie di fortezza arroccata su uno sperone roccioso, con un unico accesso sul versante nord del monastero. Al contrario, il monastero viene riorganizzato su due piani. Un piano inferiore, che è estremamente permeabile rispetto all'esterno, con tutta una serie di accessi che si moltiplicano, sia sul fronte orientale. Vedete, qua ci sono 3 accessi, uno al chiostro doppio e uno attraverso questo ingresso al chiostro botanico, che è il passaggio successivo, e anche
diciamo, con una direttiva nord-sud che addirittura attraversa completamente il chiostro botanico, che è la seconda fase di passaggio della ricostruzione del monastero, in qualche modo rendendo permeabile anche agli esterni, quindi non essendo più uno spazio liminare, ma uno spazio proprio di sovrapposizione fra chi fa parte della comunità monastica e chi fa parte di comunità esterne. Mentre il piano inferiore è relativamente permeabile, invece il piano superiore rimane di semiclausura, ed è proprio sul rapporto fra questi due tipi di spazi, fra queste due specie di spazi, che si gioca la ambivalenza della riforma di Ludovico Barbo. Un'ambivalenza che è anche visiva, perché il monastero, come vi dicevo, nel monastero l'attività contemplativa dipende anche dal ruolo che non più il territorio da sfruttare, ma il paesaggio, che è la versione estetizzata del territorio, entra a far parte della vita contemplativa del monaco, in qualche modo arricchendo la dimensione individuale della collettività. E allora il monastero di Praglia è riorganizzato a partire da una dimensione che nei monasteri medievali è quasi del tutto assente, cioè quella paesaggistica. È pensato come vi dicevo, come un ventaglio di chiostri che sono stati costruiti sui punti di vista, utilizzando logge, belvedere, spero che queste immagini ve lo suggeriscano, che entrano in relazione con la stessa orografia del terreno. Se noi tracciamo la geometria delle montagne, delle colline che stanno intorno al monastero di Praglia, possiamo meglio comprendere le direttrici compositive della planimetria del monastero. Ecco, è proprio in questa, diciamo, in questa sovrapposizione di significati, ma soprattutto in questa coesistenza di livelli individuali e livelli collettivi di vita, che si gioca il modo con cui lo spazio architettonico concretizza un modello di comunità e come questo modello di comunità interagisce con una comunità più vasta, che è quella appunto del territorio, ma anche degli architetti, della cultura architettonica rinascimentale. Ed è quindi anche in questo senso un suggerimento a considerare gli spazi architettonici come un paradigma, lo studio degli spazi architettonici come un paradigma non soltanto a livello architettonico ma anche e soprattutto a livello urbano per studiare il concetto di comunità. Grazie. Molto grazie per questo bellissimo intervento che ci ha mostrato come una comunità monastica si traduce in una organizzazione dello spazio proprio complesso, molto convincente. E do la parola adesso a Martina Frank per la sua conferenza Accademie, casini e salotti nella Venezia tra 6 e 700, quale comunità? Ecco. Grazie. Allora, come vedete già il titolo che compare adesso non corrisponde a quello che c'è sul programma e continuerei a modificarlo perché in realtà il titolo è un po' la conclusione che in realtà deve finire con un punto interrogativo. Quindi tocca a me fare l'ultima relazione di questo interessantissimo convegno e la mia relazione sarà probabilmente quella meno seria dal punto di vista dei contenuti. Io toccherò un po' il lato, diciamo, anche frivolo della comunità per la natura stessa dell'argomento che ho scelto. Quindi non aspettatevi neanche una storia riflettuta delle accademie veneziane del 5, 6, 700, ma anch'io mi concentrerò soprattutto su spazi architettonici con appunto la domanda quanto parlante possa essere un'architettura e come l'architettura può essere messa in relazione con la questione appunto della funzione legato all'uso appunto da una comunità o di quello che possiamo ipotizzare avere in qualche modo un sentire comunitario.
Anche cronologicamente vorrei subito specificare che mi concentrerò essenzialmente sul Seicento, considerando quindi un po' la fase precedente e quella successiva, ma il nucleo centrale, insomma, sarà quello seicentesco. Quindi nel corso del Seicento si registra non soltanto un considerevole incremento del numero di circoli associativi di varia natura, ma colpisce anche una sorta, diciamo, di polarizzazione nell'assegnare o nel non assegnare riconoscibilità e definizione architettonica ai luoghi destinati appunto ad ospitare le riunioni e le attività degli stessi. A Venezia, ben inteso, e ne abbiamo sentito parlare, la prassi del conferire identità architettonica a spazi per riunioni collettive è largamente consolidata, ma essa si era manifestata principalmente nell'ambito delle confraternite, delle scuole di devozione, degli ospedali e così via. Ambiti che appunto non toccherò minimamente in questo intervento. Anche così ridotto, cioè togliendo tutte queste categorie dalle considerazioni, il tema è ancora immenso, quindi anche quel che vi dirò è soltanto un minuscolo ritaglio dell'ampio repertorio, insomma, che si possa considerare. Vorrei anche premettere che non intendo soffermarmi sulle accademie, in particolare sui membri delle accademie e delle attività, né intendo ritornare sul tema dei luoghi deputati al gioco d'azzardo, vale a dire all'altro estremo, diciamo, delle comunità di quel tipo. Mi muoverò piuttosto in una zona per certi versi grigia, che riguarda manufatti architettonici esistenti o quantomeno documentati e che denunciano per le loro caratteristiche costruttive e tipologiche di essere luoghi concepiti per incontri, chiamiamoli conviviali, selettivi. L'identificazione di questi spazi è abbastanza facile e con questo voglio sottolineare che non vi presenterò delle scoperte, diciamo, della storia dell'architettura. E questa facile identificazione è senz'altro un tratto distintivo formale che separa e distingue questi spazi dalle sedi delle accademie e dalla maggior parte dei ridotti, cioè i ridotti sia da gioco che quelli da conversazione, che al contrario, cioè questi, seguono la prassi dell'anonimato architettonico, se non persino quella del camouflage. Quindi 2 parole sulle accademie. Le famose accademie letterarie, filosofiche o anche scientifiche del Seicento sono ospitate nelle case o nei palazzi dei loro protettori. Di norma gli spazi dedicati formano un appartamento autonomo collocato nei mezzanini, indipendente dal resto della casa, nel senso servito da scale proprie, eccetera, ma non riconoscibile dall'esterno. A questo proposito, ecco, segnalo un celebre esempio, il ridotto di Andrea e Niccolò Morosini, che accoglieva figure come Leonardo Donà, Federico Contarini, Paolo Sarpi, Galileo e così via. Allestito appunto nel mezzanino di questo palazzo gotico della famiglia San Luca. Oppure ancora l'esempio dell'Accademia Dodonea, ospitata nelle case dei procuratori in piazza San Marco, lì dove alloggiava il protettore appunto Angelo Morosini. Più spinosa per mancanza diciamo di un'adeguata documentazione, ma che rientra tutto sommato pienamente in questa casistica, anche la questione dell'Accademia dei Filaleti, fondata dal cosiddetto Giove del Senato, Battista Nani, che si riuniva nel suo palazzo alla Giudecca, palazzo demolito ancora nel Settecento.
Assai stupefacente è poi l'esempio dell'Accademia degli Incogniti di Giovan Francesco Loredan, probabilmente l'accademia più famosa, no, dell'intero secolo, che è estremamente ben documentata perché che riguarda le sue attività anche attraverso molte opere a stampa, ma per la quale non è stato possibile identificare il luogo fisico o i luoghi fisici dove si tenevano le riunioni. In effetti, nelle sue aggiunte alla Venezia città nobilissima e singolare, Giustiniano Martignoni nel 1663 fornisce utili notizie su queste accademie che sono o ospitate o che sono itineranti o che sono anche vaganti, e insistendo anche diciamo un po' sul carattere pubblico di certe adunanze. Quindi quel che è interessante nell'analizzare questo fenomeno accademico è che non si rintraccia nessuna tendenza, nessun interesse, se volete, a dare una definizione architettonica a queste comunità, no? Di vario tipo. Le ragioni sono ovviamente incerte. Una potrebbe essere per esempio quella che l'Accademia non garantisce nessuna continuità storica, cioè che sono considerate come delle formazioni dei circoli dalla vita precaria un po' effimera. La seconda categoria, i ridotti e i casini di compagnia, ai quali la storiografia solitamente assegna delle qualità associative più libere e meno formalizzate rispetto alle accademie, si allineano su questa strategia dell'anonimato architettonico, soltanto che spesso non esiste alcun legame tra la casa d'abitazione di chi ha promosso il circolo e i luoghi delle riunioni, cioè c'è uno stacco proprio anche fisico. E questo non vale soltanto per i casi in cui gli spazi non sono di proprietà, ma presi in affitto, ad esempio. Una tendenza che peraltro sembrerebbe infittirsi nel corso del Seicento. Vi ricordo il libro di Emanuela Zucchetta che ha un po' raccolto, no? Un ampio campionario di questi ridotti e casini, insistendo molto sulle elaborate anche decorazioni interni, ma mettendo appunto in evidenza che dall'esterno questi ridotti non sono riconoscibili. Non hanno segni di distinzione. Come esempio famoso si può fare ricordare il Casino Venier, adesso sede dell'Alliance Française sul Ponte dei Barreteri, che è quindi collocato nel primo di questi 3 piani, no, di questa casa, ma dall'esterno appunto non è assolutamente identificabile come sede di un ridotto. Questo è l'esterno, quindi questo è l'interno, soltanto per la bellezza, diciamo, dello spazio ve lo faccio vedere. Va tuttavia rimarcato che questa tendenza all'assorbimento e all'anonimato architettonico è in contrasto con i modi di gestione dei ridotti. E qui si potrebbe un po' contraddire o almeno relativizzare l'affermazione che i ridotti siano appunto meno formali e organizzati delle accademie, perché in effetti noi conosciamo una mariegola della fine del Cinquecento nella quale sono minuziosamente elencati l'organizzazione del ridotto, l'elezione e la rotazione dei presidenti, le quote associative dei membri, gli obblighi dei membri e così via. Insomma, una organizzazione del tutto paragonabile a quella, per esempio, delle scuole di devozioni e così via, fatte in sostanza, diciamo, un po' a immagine dello Stato. Esiste un famosissimo censimento o una indagine su tutti i casini e ridotti compilato dagli inquisitori di Stato nel 1740.
Certo, questo elenco porta a una fase cronologica molto avanzata, ma si può anche ipotizzare che quanto in esso contenuto rispecchi in qualche modo un processo di lunga durata e che rappresenti quindi anche una sorta di conclusione di qualcosa che si era definito e preparato nei decenni precedenti. Questo incartamento contiene l'elenco di ben 120 ridotti, dei quali 94 sono situati in o nelle immediate vicinanze della piazza in parrocchia di San Moisè, quindi un incredibile accumulo di questi ridotti. Per tutti o quasi tutti sono riportati in questi incartamenti, vi faccio vedere qui rapidamente un esempio di queste centinaia di pagine che sono state riempite. Per tutti quindi questi ridotti sono riportati i nomi dei proprietari o dei gestori, i nomi dei membri iscritti, in molti casi le quote associative e in molti casi anche le attività che si facevano all'interno. In questa maniera sono censite quasi 4.000 persone, quindi una cifra veramente notevole. 4.000 persone che sono quindi abbinabili a precisi circoli e anche a precise fasce di reddito, visto che spesso appunto è indicato anche la quota associativa. Inoltre anche questo è un dato non trascurabile e misurabile il grado di partecipazione della popolazione femminile, che è abbastanza raro, diciamo, in generale quando si parla di circoli associativi. Ma accanto quindi a queste tipologie, cioè da un lato l'accademia in casa di un privato e il ridotto di carattere semipubblico, ne esiste un'altra che si contraddistingue tutto al contrario per la sua definizione e per la sua riconoscibilità architettonica. Possiamo quasi affermare che la situazione dell'anonimato è per così dire invertita, cioè l'architettura è estremamente parlante, mentre è il suo contenuto sociale, se volete, assimilato alla sfera privata, a rimanere nell'ombra. In altre parole, nessuno o quasi di questi spazi può essere collegato a un circolo con statuti e membri registrati. Questa categoria del ridotto riconoscibile, anzi messo in mostra nello spazio urbano, si suddivide a sua volta in diverse sottocategorie. La prima: sono stati soprattutto i pittori nordici a fissare iconograficamente, come in un sogno, una fantasia di lunga durata che si concretizza nel giardino e nella loggia affacciato sulla laguna. Uno degli esempi più conosciuti, lo vedete qui, è senz'altro questa scena di carnevale incisa da Pieter de Jode sulla base di un dipinto oggi perduto di Ludovico Pozzoserato. Siamo agli inizi del Seicento. È una scena evidente di evasione dalla vita cittadina, con la skyline di Venezia sullo sfondo, con il paradosso di abbinare qui una situazione carnavalesca e dunque invernale a un giardino fiorito. L'edificio è in questo caso una loggia aperta che precede una struttura più compatta. Molte altre testimonianze iconografiche, tutte della prima metà del Seicento, possono essere associate a questa immagine e vedete qui un rapido repertorio di alcuni esempi. In effetti, al momento di questa ricezione iconografica, Venezia e le isole lagunari si erano dotate da una notevole rete di strutture architettoniche che possiamo definire come una sorta di costruzione satellite dei palazzi residenziali urbani o suburbani.
A Venezia la maggiore concentrazione si registra senz'altro a Cannareggio, sul margine settentrionale quindi della città, laddove questi casini ridotti costituiscono edifici autonomi staccati dai palazzi e quindi con ingressi indipendenti, di norma dall'acqua, e costruiti alla fine dei giardini. Tra gli esempi cinquecenteschi faccio vedere, credo, 2 esempi. Questo è il giardino di Palazzo Benci Zicchin a Sant'Alvise, con il suo casino ridotto appunto nel giardino, situazione attuale nella foto di sinistra. Vedete che la struttura è frammentata, si tratta di una chiusura inglobata nell'ospedale Fate Bene Fratelli. Oppure un esempio molto famoso, il cosiddetto Casin degli Spiriti di Palazzo Contarini dal Zaffo, concepito senz'altro come luogo di riunione, forse di un'accademia, non lo sappiamo. Esso non è eretto in corrispondenza assiale con il palazzo, ma marca l'angolo nord-orientale del giardino. Dall'esterno il casino è percepito un po' come una landmark. Dall'interno e dalla terrazza permette variegate visuali sul paesaggio lagunare. Per la sua collocazione e per la sobrietà nell'utilizzo del vocabolario architettonico, egli occupa una posizione piuttosto eccentrica nel panorama architettonico cinquecentesco e non ha in realtà né precedenti né un vero seguito. Il prossimo caso è costituito dal casino Mocenigo a Murano, databile agli inizi del Seicento. Esso esemplifica invece un'importante variante del ridotto privato perché manca del tutto il legame con un'abitazione residenziale. La costruzione a un piano unico si affaccia da un lato sull'acqua e dall'altro su un vasto giardino. In realtà si dovrebbe usare il passato remoto perché nell'Ottocento nell'area del giardino si sono costruiti edifici industriali che si vedono bene in questa immagine. Il casino quindi serviva soltanto come luogo per ritrovi occasionali. Appunto, esso non è il complemento di un palazzo o di una villa suburbana e non offre ambienti abitativi, cioè per esempio non era possibile pernottarvi. I padroni di casa, i proprietari e gli ospiti lo raggiungevano dunque da Venezia in gondola e in gondola ripartivano dopo l'incontro conviviale. La sua struttura consiste in 4 vani quadrati di dimensioni piuttosto contenute. L'ultimo era un locale di servizio. Gli altri 3 hanno una sontuosa decorazione a fresco realizzata probabilmente da Dario Varrottari, che è anche l'ipotetico architetto dell'intera struttura. Affreschi il cui programma umanistico-mitologico celebra musica, poesia e amore. Il casino Mocenigo rappresenta quindi una soluzione eccentrica sia rispetto ai summenzionati esempi veneziani che privilegiano la sequenza palazzo-giardino ridotto, sia rispetto alla tradizione che durante il Cinquecento ha visto Murano affermarsi come vero e proprio luogo di villeggiatura. Ricordo a tal proposito persone e famiglie come Andrea Navagero, Caterina Cornaro, Niccolò Priuli, Grimani di Santa Maria Formosa, i Trevisani, Soranzo, eccetera, tutti proprietari di ville e giardini ampiamente ricordati nelle fonti. Dico ricordato nelle fonti perché è risaputo che la povera Murano è stata massacrata dal suo patrimonio architettonico storico.
Insomma, un po' già Marin Sanudo ha descritto bene la situazione di villeggiatura a Murano, perché lui ha espresso questa famosa frase: a Muran si fan belle feste. D'altro canto, con il casino Mocenigo sembrerebbe anche inaugurarsi una prassi, e nel corso del Seicento nascono altri casini indipendenti, come per esempio quello del ricco avvocato Bernardo Gallia, distrutto, sontuosamente arredato con una straordinaria collezione di pitture, anche questo appunto certificato soltanto dalle fonti, ma senza testimonianze né grafiche né di altro tipo. Questa diffusione del casino indipendente coinvolge fin dagli inizi del Seicento anche la Giudecca. Particolarmente significativi sono la cosiddetta Rotonda, anch'essa non più esistente e non documentata da fonti grafiche, però resta nella toponomastica l'indicazione, oppure il casino di Sante Cattaneo, anch'esso non più esistente, ma ricordato da Martignoni e dalle cronache della visita di Cosimo III dei Medici a Venezia nel 1664. Infine esiste anche l'esempio del Casino Sagredo, più conosciuto come Giardino Eden, e per i colleghi austriaci era la casa del pittore Hundertwasser. Percorrere le dichiarazioni di Decima oppure gli inventari post mortem del Fondo dei giudici di petizione permette di verificare come numerosi esempi seicenteschi di questa particolare tipologia di ridotto con giardino per uso proprio, e questa è la dicitura che compare nei documenti, esistessero anche nella stessa Venezia. Mi limito anche qui a ricordare un esempio non più esistente, il ridotto privato del mercante Rizzo sulle fondamenta nuove. Anch'esso aveva una ricchissima decorazione interna, e questo esempio serve anche per sottolineare un po' la trasversalità sociale del fenomeno, cioè un fenomeno che non si limita al patriziato. Nel corso del Seicento e soprattutto verso la fine del secolo, il moltiplicarsi di questi ridotti indipendenti oppure satelliti di un palazzo è davvero stupefacente, e faccio rapidamente scorrere adesso alcune immagini. Palazzo d'Alezze con annesso casino, Palazzo Rizzo Pattareol sempre sul margine settentrionale della città, il famoso caso di Palazzo Zane a San Stin, con casino e biblioteca affacciati sul giardino, o ancora il casino Gradenigo, non più esistente, nella zona di Santa Croce. Ma la cosa più importante è che questa proliferazione è accompagnata, o meglio si inserisce, in un più ampio dibattito sul rinnovamento funzionale e dunque anche architettonico della casa veneziana. In effetti, rispetto agli esempi del Cinquecento e della prima metà del Seicento, l'intimità del ridotto acquista un nuovo significato che emerge con chiarezza in quei casi dove esso si abbina alla contemporanea creazione e enfatizzazione di grandi e monumentali spazi dedicati a modi di convivialità ad essa opposti, cioè alle feste. E questo è il momento quando molti porteghi, cioè le sale passanti tradizionali del Palazzo Veneziani, vengono trasformati in saloni da ballo, o quando si erige in prossimità della vecchia casa altre sale di rappresentanza appunto di insolita monumentalità. E gli esempi
da ricordare sono senz'altro quello di Palazzo Zenobio ai Carmini, dove in fondo al giardino viene eretto un casino che nella sua versione attuale è un rifacimento settecentesco di Tommaso Temanza, che però si basa su una preesistenza seicentesca, e questo è l'interno di Palazzo Zenobio, che appunto è al suo centro questa grandissima sala destinata alle grandi feste e che è, per così dire, antitetica all'edificio per riunioni raccolte collocato nel giardino. Questa tipologia adesso non si limita più alle zone periferiche della città o delle isole, ma coinvolge anche edifici nel tessuto più densamente urbanizzato della città e per questo caso casistica vi faccio vedere due esempi. Il primo, quello di Palazzo Contarini a San Benedetto, dove il casino che viene allestito all'inizio tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento è quest'ala completamente indipendente, sì, con le piccole stanze che si affacciano su una terrazza. Ecco, questa è la situazione, sì, quindi i piccoli spazi dove ognuna si affaccia appunto su questo spazio esterno che, se volete, sostituisce il giardino. Oppure un esempio straordinario per la sua localizzazione anche sul Canal Grande, Palazzo Michiel, dalle colonne, ristrutturato da Antonio Gasperi alla fine del Seicento e che viene dotato di una costruzione appunto satellite annessa, che è l'edificio sulla destra del palazzo, dove le due tipologie, cioè il salone delle feste e il ridotto privato, sono unite, cioè il casino o il ridotto è facilmente riconoscibile in questa parte qui tutta minuta, no, della zona inferiore, mentre la parte alta che si affaccia sulla terrazza consiste invece in una cosiddetta sala della musica a doppia altezza, del tutto simile a quella di Palazzo Zenobio. Quindi con questo io vorrei chiudere. Questi ridotti privati definiti architettonicamente non certificano necessariamente l'esistenza o l'operare di precise comunità o precisi circoli associativi, ma essi sono in qualche modo l'espressione di un sentire comune, di una sorta di ritaglio non omologato della società che si traduce in architettura. I ridotti, indipendentemente dal loro contatto fisico con il palazzo residenziale, sono complementari sia agli spazi privati abitativi sia agli spazi di vera rappresentanza. Con questo io penso che il progressivo affermarsi e il moltiplicarsi delle soluzioni sia intimamente connesse a altre pratiche della vita sociale a Venezia in questo periodo, e in particolare mi riferisco alla vita teatrale, cioè in particolare il melodramma, che ha visto nascere, no, questa grande cultura del teatro pubblico a Venezia, che ha trovato anche la sua definizione architettonica, che a sua volta esprime una nuova forma associativa, perché i teatri veneziani del Seicento erano delle forme associative in piena regola, no? Con quote associative di partecipazione. E quindi io penso che questi ridotti affermano in qualche modo il bisogno di creare o di ricreare o di ridefinire una cultura del conversare che sia appunto alternativa o complementare, se volete, alla cultura del grande spettacolo e quindi anche della monumentalità architettonica. Grazie.
Molto grazie anche da parte mia per questo intervento. Da prima ho pensato che questi due interventi saranno così diversi, lo sono stati, ma insomma fanno un bel quadro insieme perché il comune denominatore è la questione come una comunità si esprime in architettura. Qui l'architettura c'è, il contento non è sempre così chiaro. Molto bello quella contrapposizione, e credo che ci siano domande. Cose da discutere? Sì. Martin Geier. Frank, è un fenomeno esclusivamente nobiliare questo fenomeno del casino a Venezia, o ci sono anche casino dei cittadini? No, non è affatto riservato al patriziato, è socialmente molto trasversale. Questo sicuramente si annuncia durante il Seicento e esplode poi nel Settecento. Ma questa fase del Settecento l'ho volutamente trascurata perché è molto complessa, perché c'è come dire, una dilatazione non soltanto attraverso diciamo le fasce sociali della società, ma c'è anche un moltiplicarsi delle funzioni, soprattutto verso il basso. Cioè sono legato poi anche alla cultura famosa del bottega del caffè, che aveva sempre le stanzette nel retro riservate, no, agli incontri così, sempre associative in qualche maniera, però di livello, cioè, bassissimo, sì, bassissimo. Quindi è un po' diverso. Una domanda per Martina, che riguarda proprio la circolazione di modelli tipologici fra le diverse comunità veneziane. Il casino come aula a doppia altezza, con tribuna, è chiaramente un modo per la comunità di auto-osservarsi e di auto-identificarsi, no? È una moltiplicazione dei punti di vista. E a me ha sempre colpito, però non so come spiegarmi questa somiglianza, la relazione fra questo tipo di spazio a doppia altezza, dei casini e anche delle sale da ballo, a cominciare da quella di Palazzo Zenobio, con quella delle sinagoghe veneziane, a partire dalla sinagoga spagnola. Perché in realtà l'utilizzo della tribuna nella sinagoga spagnola e poi a cascata anche in quella levantina e nella ricostruzione fondamentalmente di quella tedesca, io ancora non sono riuscito a spiegarmela bene. Ecco, secondo te ci sono delle relazioni? Perché più o meno l'ambito temporale è quello. Sì, lì si tratta di ragionare se dare la precedenza al pensiero architettonico o a altre istanze. Cioè, io penso una soluzione così stupefacente come quella di Palazzo Zane è abbastanza insolita, perché in realtà è probabilmente l'unico esempio dove il salone delle feste o la sala della musica, come lo vogliamo chiamare, e il casino sono nello stesso edificio e formano architettonicamente un'unità. Cioè c'è la sala a doppia altezza con la balconata, che è il salone delle feste, ma tutto attorno ci sono delle piccole stanze che quindi permettono di ritirarsi, no, dalla grande socialità ecco. Però solitamente sono diverse, e le altre sale a doppia altezza sono le sale a doppia altezza dove il sopra e i balconi, per lo più anche un po' celati, nascosti, sono le logge per i musicisti. Ora una domanda a Gian Mario, grazie per questo bel discorso.
mi ho chiesto qual è il ruolo della comunità laica in questa storia. Penso anche al problema del coro che ci hai spiegato, che è molto importante per la preghiera, e il dibattito sul coro nella chiesa, anche retrocoro o soccoro nella navata, fa in questo discorso anche è importante. Qual è il ruolo della comunità laica? Certo, se vi ricordate, una delle ultime slide che ho mostrato, la chiesa di Praglia è sopraelevata su un podio e ha una grande scalinata di accesso. Quello è un altro degli accessi che serve a rendere permeabile lo spazio, diciamo, dove la vita dei monaci si sovrappone a quella dei laici. È chiaro che il luogo eletto per la compresenza fra la comunità monastica e quella dei laici è la Chiesa, è evidente, no? E effettivamente è esito di studi anche recenti la verifica di quanto la congregazione cassinese sia stata fra le prime a recepire le direttive della Controriforma del retrocoro, che in realtà non è un'invenzione. Noi sappiamo che ha una lunghissima tradizione che era stata ripresa dai francescani e poi anche nelle cattedrali ha avuto un'importanza fondamentale. Quindi questo aspetto dello spostamento del coro dietro l'altare in realtà appartiene più alla cultura architettonica della Controriforma e non è una maggiore relazione visiva fra la preghiera dei monaci e quella dei laici. Basti pensare per esempio alle soluzioni veneziane di San Giorgio Maggiore, no? Dove c'è una transenna che divide fisicamente le due comunità. Quindi è una questione molto complessa in cui è difficile dare un principio che valga per tutti. E poi ci sono anche delle fortissime resistenze. Per esempio a Santa Giustina, che era la casa madre della congregazione, il coro venne spostato dietro l'altare molto tardi. Viene fatta una prima proposta, c'è un dibattito molto interessante a fine Cinquecento e viene rifiutata questa proposta e soltanto molto dopo si sposterà il coro dietro. Però effettivamente è una questione cruciale, sì. Più presto, no? A Monte Cassino anche prima, Gallo, certamente, sì. Antonio da San Gallo il giovane, sì. Posso? Puoi tornare forse su quella formula di cultura teologica della Serenissima? Sì, allora, Ludovico Barbo, come dicevo, è figlio della congregazione di San Giorgio in Alga. Ed è proprio nella congregazione di San Giorgio in Alga che nasce una delle proposte più innovative e più anticipatorie della cosiddetta riforma cattolica, no? E quindi questa adesione alla devozio moderna e contemporaneamente un rapporto con il concetto di imitatio Christi, che era stato già introdotto dai francescani, ha un primo efficace punto di realizzazione proprio a San Giorgio in Alga. Allora, bisogna dire che da San Giorgio in Alga esce anche San Lorenzo Giustiniani, che è colui che non soltanto inventa il patriarcato veneziano, ma introduce un modo di vita monastica all'interno del patriarcato di Venezia. Noi abbiamo fatto un convegno un paio di anni fa proprio su questo e è venuto fuori per l'appunto che sì, esatto, sì. Abbiamo fatto questo convegno in cui è venuto fuori per l'appunto che San Lorenzo Giustiniani aveva introdotto nel patriarcato una modalità di vita quasi monastica nel collegio all'interno del collegio dei canonici della cattedrale, che fino ad allora erano vissuti abbastanza sparsi, pur essendoci effettivamente un palazzo patriarcale concepito come un chiostro. Ecco, quindi diciamo che dal punto di vista teologico poi c'è anche un altro aspetto, c'è dei rapporti di potere su cui non mi sono potuto soffermare. Non è un caso che proprio
conseguenza, insieme, in corrispondenza temporale con l'interdetto di inizio Seicento, ci sia il divieto da parte della Repubblica di nominare abati non veneziani in monasteri della Serenissima. Quindi ci sono anche questioni politiche molto complesse da tenere, cioè che costituiscono anche una rete di relazioni anche politiche fra la Res Publica Casinensis e la Repubblica Serenissima. Non vedo altre domande, vedo appunto perché il tempo sta... Sì, credo che devo ritirarmi per lasciare il posto agli organizzatori perché la fine si sta avvicinando. Grazie. Grazie. Sei ancora tu che conduci il gioco. Ok. Che parti abbiamo tu e io di complici? Io mi limito soltanto a qualche servizio, cioè mi pare che il convegno sia stato molto interessante, poi tu lo preciserai anche meglio di quanto non possa farlo io. Mi pare quindi che meriti che ne rimanga traccia in una raccolta di contributi. Questo vuol dire che fin d'ora possiamo chiedere ai relatori di farci avere un loro testo definitivo per la pubblicazione. Saremo sveltissimi. L'ultimo convegno che abbiamo fatto nel giro di un anno stanno uscendo gli atti, questo è un po' minaccioso. È un po' minaccioso, ma soprattutto per parte mia, cioè per parte nostra, perché siamo entrambi soci dell'Istituto Veneto, vogliamo ringraziare, ma poi tu lo farai meglio di me, quanti sono venuti, quanti ci hanno portato le loro conoscenze e la loro scienza, quanti hanno partecipato al dibattito, quanti hanno contribuito a che l'incontro sia andato, a me pare, decisamente bene. Allora, io credo che noi possiamo essere soddisfatti, ma forse puoi dirlo meglio tu. Certamente non meglio, ma comunque vorrei a nome di tutti i membri del comitato scientifico ringraziare tutti i relatori, ma anche i partecipanti attivi di questo convegno. Mi ha fatto impressione una cosa che accade raramente anche in convegni di questo tipo, perché noi siamo partiti con un concetto abbastanza complesso da un lato e molto aperto da un altro. E naturalmente un tale convegno vive anche dell'engagement intellettuale di tutti quelli che partecipano e anche contribuiscono le loro idee. Accade spesso che un convegno è assato su un concetto che viene più o meno rispettato, ma in questo convegno io avevo l'impressione che quelli che avevano partecipato attivamente hanno fatto questo sforzo intellettuale di mobilizzare le possibilità euristiche di questo concetto chiave. Allora noi siamo partiti anche con una questione aperta, se è possibile utilizzare questo concetto per strutturare, capire un po' meglio quello che abbiamo definito anche come Stato e società veneziana. Nell'ultimo convegno, 4 anni fa, ci siamo concentrati sopra la dimensione della statualità, anche con un concetto nuovo. E poi anche nella pausa ho fatto accenno all'inclusione della storia dell'arte, allora questo approccio anche pluridisciplinare per noi era qualcosa in questa serie di convegni che abbiamo organizzato nell'arco degli ultimi anni, qualcosa di nuovo, ma mi pare che soprattutto questa ultima sessione era molto riuscita.
Per noi era ovvio già dall'inizio che questa dimensione, diciamo, materiale e anche visuale di comunità dovrebbe essere essenziale per il nostro dibattito. E abbiamo visto che ci siamo avvicinati di questo concetto, anche di questa dimensione comunitaria, da prospettive diverse, ma comunque ci siamo incontrati in questo approccio pluridisciplinare, anche incontrati tenendo conto anche di una dinamica di lunga durata, dal Medioevo fino all'epoca moderna. Comunque abbiamo, credo, anche rispettato un quadro che è stato già sviluppato nei 2 primi convegni nella nostra collaborazione, cioè primo una nuova cronologia che combina il Medioevo e la prima epoca moderna e non fa una distinzione, e il secondo anche, diciamo, il quadro spaziale, perché finora, e questo è stato anche l'oggetto dell'ultimo convegno, dobbiamo tener conto anche di una frammentazione spaziale, di una ricerca che si concentra sopra la metropoli, poi la ricerca sulla terraferma e sullo stato da mar, il quale, come abbiamo imparato anche oggi, è in se stesso anche separato in parti diverse, Adriatico, Ionico e Greco. Comunque, perciò era talmente complesso concentrarsi in un approccio pluridisciplinare, in un arco cronologico vastissimo e anche in una prospettiva spaziale piuttosto generosa di fare questo test intellettuale. Io credo che soprattutto per il volume, che sarà il prodotto che rimarrà, speriamo, cerchiamo di garantire un'architettura che offrirà anche ai lettori un'impressione delle nostre discussioni, perché spero anche che tutti i relatori che adesso prepareranno i loro testi si lasciano anche ispirare un po' di questi dibattiti. Speriamo che anche i testi rifletteranno la dinamica di questo dibattito. Approfittiamo sicuramente anche dalla lezione magistrale del collega Varanini di ieri, che ha aperto anche una vastissima prospettiva sulla dimensione comunitaria, non soltanto della storia veneziana, ma anche, diciamo, in tutta la regione dell'Italia, anche includendo lo spazio adriatico. Io sono convinto che anche questa collaborazione istituzionale tra l'Istituto Veneto, il Centro Tedesco e l'Accademia Austriaca, ormai già il terzo convegno, continuerà, e vorrei ringraziare ancora una volta tutti quelli che hanno contribuito al successo e soprattutto al piacere intellettuale di questo nostro dibattito. Grazie. Ultima cosa, gli ultimi ringraziamenti dovuti a chi ha rispettato il quadro, come tu hai detto, a chi ha contribuito a questo ulteriore passaggio in un percorso di convegni, che è anche un percorso culturale che continueremo. Quindi un ringraziamento poi soprattutto alle strutture, alla struttura dell'Istituto Veneto, al personale dell'Istituto Veneto, al personale del Centro Tedesco. Vorrei permettermi di aggiungere, perché è sempre molto silenzioso in queste occasioni, un ringraziamento anche a Ermanno Orlando, che con te e un po' con me è stato un po' dei colpevoli di questa iniziativa. Poi soprattutto invece il grazie ripetuto a tutti quanti hanno partecipato a questi lavori, e grazie mille, alla prossima.